Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Come potete vedere ci troviamo all'interno della nuova mappa. Eldorado è stata appena adesso popolata. Allora, vediamo un pochettino cosa fare. Innanzitutto già siamo quasi a 1.500.000 dollari disponibili in tutta la regione. Purtroppo non sono riuscito a far unire la squadra dell'altra volta nella regione. Si è unito solo un ragazzo, Mikisimo92, altri due non hanno accettato l'invito, un altro non è riuscito ad accettare in tempo. Quindi purtroppo non sono riusciti a unirsi tutti e quattro. Ci sono nuovamente squadre miste. Quindi è un po' difficile ragazzi coordinare tutti questi passaggi insieme per riuscire quindi a mantenere la stessa squadra, perché io non so precisamente quando tutti e quattro i giocatori si uniscono alla squadra, e quindi non so quando farla partire, perché dovrei farla partire contemporaneamente a questi quattro giocatori e a tutti gli altri, quindi è molto difficile coordinare i tempi. Quindi non so questa storia di mantenere la stessa squadra fino a che punto potrà resistere, quindi penso che la lasceremo perdere per le prossime mappe. Però per adesso possiamo continuare lo stesso a vedere chi costruisce al solito per primo la grande opera tra queste squadre che si ritrovano qui. Poi più avanti vedremo, perché è difficilissimo ragazzi, perché alcuni magari possono andare via per un paio di giorni, non ci sono, quindi oppure magari altri sono impegnati. È difficile coordinare tutti e quattro gli inviti nello stesso istante insieme all'apertura della regione, per evitare che magari quei quattro giocatori siano in vantaggio rispetto ad altri. Quindi è importante che tutti siano pronti nello stesso istante ed è difficilissimo. Intanto andiamo a Cotton Bend, la nostra città. Purtroppo non riesco a caricare Empire Total War perché ragazzi con SimCity attivo devo dedicarmi alla mappa costantemente, perché altrimenti diciamo la regione perde colpi, diciamo la mia sottoregione. Quindi per adesso mi sto concentrando su SimCity. Empire ho fatto quel video iniziale, però lo voglio continuare, solo che e il fatto è anche che non riesco a caricare più video uno dopo l'altro, perché la connessione è quella che è. Posso caricare al massimo un video al giorno, perché per caricarne uno già ci vogliono 4 ore solo di caricamento, pensate un po'. Però no, Empire lo voglio continuare, magari lo continuerò più avanti, ma lo voglio continuare, magari dopo SimCity. Però per adesso concentriamoci su questa regione. Allora ragazzi, che cosa sta succedendo intanto qui? Io chi ho accanto? Vediamo un po', abbiamo la Michele di New Las Vegas, bisogno di Simoleon, da questa parte abbiamo Bix che se la cava bene, e dall'altra parte Mikisimo, ragazzo che c'era nella scorsa mappa, a quanto pare ha problemi di energia, acqua e soldi. Vediamo ragazzi di dare il nostro contributo. Allora, la nostra è una regione che si basa principalmente sul carbone e su petrolio, mi pare di no, infatti, carbone e minerali. Ragazzi, questa volta sfrutteremo le risorse a nostro favore, minerali e carbone a tutta forza. Fonderia, e quindi cercheremo di costruire la grande opera dando un aiuto a tutti. Innanzitutto dobbiamo iniziare. Il vento, da dove va il vento? Vediamo un po', il vento va, vediamo un po', minzica da questa parte. Quindi dobbiamo stare attenti, perché tutte le industrie è una mappa un po' particolare, perché qui dovremmo andare a mettere le nostre industrie di carbone, perfetto. Questo giacimento non lo sfruttiamo, però qui possiamo sfruttare il carbone, qui i minerali, e magari mettere qualche altra fabbrica, una mappa un po' strana. E qui possiamo collocare le regioni, magari le residenze e i negozi, perché appunto, come potete vedere, il vento soffia in questa direzione, no? Quindi soffiando in questa direzione, la zona che andremo a inquinare sarà questa, ma sarà minima, proprio perché la maggior parte delle industrie si ritrovano da questa parte, e comunque le risorse sono capitate in questa zona, non possiamo lasciarle non sfruttate. Quindi innanzitutto qua collocheremo le residenze e qui le industrie con tutte le risorse. Allora andiamo avanti. Innanzitutto colleghiamo la nostra città. Non abbiamo bisogno ragazzi, anzi no, forse sì, le strade sono molto importanti per velocizzare poi i trasporti. Questa è una cosa interessante, perché qua potremmo mettere un porticciuolo per la grande opera e magari mettere il collegamento con le navi. E se non sbaglio c'era anche la ferrovia, vediamo se è vero, la ferrovia è qui, quindi potremmo mettere una... è bellissimo, possiamo fare una cosa interessante, possiamo prendere possiamo costruire un po' di ferrovia
tutta qui, secondo il perimetro della mappa, portarla da questa parte, magari fare un giro intero dell'intera mappa e arrivare direttamente al porto commerciale. Però per adesso lasciamo perdere, iniziamo pian piano, colleghiamo la nostra città. Allora, io volevo innanzitutto collocare una strada principale, magari, ecco, un ponte di questo genere, poi lo faremo sicuramente per unire, ecco qua, la città in questa maniera. Però per adesso ci servono i soldi, quindi facciamo così. Io collegherei intanto questo fino a qui e basta. Perfetto. Qui, ecco, perfetto. Purtroppo non si possono collegare, non si può collegare nulla qua accanto. Vediamo un po'. Ecco, è una strada un pochettino morta, però forse siamo... neanche acqua c'è da queste parti. Siamo proprio sfortunati. Potevamo... L'acqua è tutta da questa parte. Ma questa è una mappa abbastanza complicata. Vediamo un po'. Centrale a onde. La discarica. Questa zona però... questa strada è importante collocarla qui. Vediamo qua un po' se possiamo collegare... Ah, perfetto. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Vediamo di mettere immediatamente delle strade. Una stradina qua. Iniziamo a mettere un po' di residenze. Allora, per quanto riguarda l'acqua, vediamo un po', non voglio avere grossi problemi. Questa purtroppo, l'acqua da queste parti con tutte le industrie verrà inquinata, quindi cerchiamo di stare attenti. Intanto preleviamola, vediamo di fare un piccolo ponticello come abbiamo fatto l'altra volta. Magari... Mamma mia quanto costano però. Allora facciamo così, per adesso collochiamo solo una piccola pompa dell'acqua. 559, 575, 577. Ecco, mettiamola qua. Andiamo ad aggiungere immediatamente delle residenze. Ok, qua può andare bene. Ok, perfetto. Bene. Andiamo a mettere, ragazzi, che cosa? Ecco qua, casette. Mettiamo qualche parco per incrementare. Ok, perfetto. Quindi le residenze le abbiamo collocate. Vediamo di aggiungere anche qualche altra stradina. Ancora abbiamo un po' di soldi. Un po' più lunga. Perfetto. Ok, ottimo. Aggiungiamo qua un piccolo parco commerciale. Residenze. Serve energia elettrica. Purtroppo non abbiamo il generatore a onde, che qui andrebbe benissimo. Dobbiamo collocare purtroppo una centrale eolica. La mettiamo per al momento qui. Sfruttiamo l'energia del vento. Dico purtroppo è una centrale eolica perché occupa tanto spazio e costa parecchio, e in questa città non dobbiamo sfruttare il vento a nostro favore. Cercheremo piuttosto di usare un po' di carbone, che costa di meno, e ovviamente lo metteremo in una zona particolare per inquinare meno. Poi più avanti, quando la nostra città prenderà piede, la miglioreremo a livello anche diciamo ambientale, posizionando la centrale elettrica a onde. Intanto, ragazzi, c'è anche il municipio disponibile, che lo possiamo mettere in una zona adatta. Intanto l'importante è creare residenze per i nostri cittadini. Adesso, anzi, secondo me le residenze bastano. È importante iniziare subito con le industrie. Allora, cerchiamo di definire un po' le nostre zone di raccolta. Livello di minerali, qui dietro. E qua verrà anche complicato mettere le industrie. Sì, quindi mi sa che le industrie le vado a mettere qua, da questa parte, così anche non creiamo problemi a livello di venti. Allora, facciamo così. Qui chiudiamo questa strada e andiamo ad aggiungere una strada per il momento mini, eccola qua, con un comparto industriale esclusivamente in questa zona. Le industrie devono essere poche ma buone. Perfetto. Ma mi sa che l'ho fatta troppo piccola. Sì. Aggiungiamo un altro po'. Eccoci qua.
Benissimo. Vediamo di dividerlo in due e di collocare le nostre industrie. Crisi di disoccupazione, non c'è lavoro. Adesso arriverà il lavoro tranquillamente con tutte queste nuove fabbriche che stiamo mettendo. Città un po' strana. C'è tutta questa parte che è inutilizzabile per via del torrente. Ok. Andiamo a mettere il municipio. Il municipio adesso lo mettiamo. Un attimo. Vediamo un po' di fare un altro piccolo miglioramento da questa parte. Qua dobbiamo lasciare spazio anche per la linea ferroviaria. Vabbè, poi lo faremo, magari giriamo così. Ok. Vediamo come vanno. Ci stiamo lavorando. La chiesa, adesso la mettiamo. Intanto ci serve immediatamente anche una zona per le acque reflue, che la andiamo a posizionare proprio qua. Eccoci qui. Qua va benissimo, che è in una zona proprio dimenticata. Perfetto. Centrale eolica funziona. Andiamo adesso a posizionare il municipio vicino a nuove residenze. Tiriamo una retta e adesso una curva che faccia la barba al precipizio. Non così. No. No. Così va bene. Bene. Questo andrà dritto. So che è un po' storta, ma non ci fa niente. Il nostro municipio lo andiamo a posizionare. Più che altro è diciamo, dà un valore simbolico, perché non dobbiamo necessariamente espanderlo, visto che già hanno i giocatori ultimato, credo, tutti i loro dipartimenti. Intanto chiudiamo qui con una retta. Mannaggia. Vabbè, il tratto è quello che è. Tagliamo qua in mezzo. Così. E andiamo ad aggiungere delle nuove residenze. Tutte qui. Perfetto. Purtroppo qua la strada è quella che è. Allora, benissimo. Visto che qua è molto difficile costruire, come potete vedere, andiamo... qua non si può mettere più il municipio. Speravo che c'entrasse. Dovrei spostare questo un po' più a sinistra. Vediamo un po' qua come vanno le residenze. Ok, magari qua riusciamo a metterci un parco. Perché no, maledizione? Perché questa è una zona proprio frastagliata. Qua va bene. Qui purtroppo non si riesce. Vediamo se possiamo modificare questa strada. Vediamo un po'. No, qua c'è la centrale eolica, per forza. Ecco, facciamo così, tagliamo un attimo questa. Tagliamo un attimo questa. Così. Costruiamo esclusivamente qui, perfetto. Allora, i negozi ci sono. Qui adesso rivedremo un po' le cose. Intanto, petizione per la costruzione dell'università. Va bene. Aggiungiamo una nuova strada qui. Un nuovo cantierino qua giù. Andiamo a mettere nuove residenze. Crisi di disoccupazione. Cosa dicono questi? Hanno qualche problema? Si può fare shopping. Perfetto. Un attimino. Cosa volete qui? Ok, accettiamo la missione. Acquista energia da una città vicina. Non c'è bisogno ancora. Potete vedere che c'è molta richiesta di lavoro. Le industrie sono piene di... hanno bisogno di lavoratori. Quindi aggiungiamo una nuova sezione per le industrie. Proprio qui. Vediamo di metterne di nuove. Crisi di disoccupazione. Ci sono più lavoratori che posti di lavoro. Va bene, adesso li mettiamo. Tranquilli, questi 2000 cittadini andranno a lavorare per bene. Qua purtroppo dobbiamo mettere delle case vicino alle industrie. Però non ci sono problemi a livello di venti, perché i venti soffiano tutti in questa direzione e non viene colpito nessuno. Quindi mettiamo delle nuove case fin qui. E qui delle nuove industrie. Perfetto. La ferrovia in qualche modo deve passare. Intanto passano navi da crociera. Qua vicino. Nessuna scuola. Lo so, ma non abbiamo i soldi ancora per farlo. Ok, allora, ci servono un bel po' di soldi per iniziare a estrarre. Però per adesso posso collocare intanto un magazzino commerciale da questa parte, per iniziare ad avere merci e esportarle fuori. Ok, continuiamo così ragazzi, alla velocità massima. Quella piccola paleolica riesce ad alimentare tutta la zona.
Vediamo come va. Ok, dipartimento. Già abbiamo 2000 cittadini circa. 3000 anzi. Servono posti a medio reddito. Ma adesso vedrò di mettere il municipio. Lo dobbiamo mettere per forza. Però c'è questa zona. E lo volevo mettere accanto alla centrale. La dovrei spostare un po'. Ma chi ha tutti questi soldi per fare questi spostamenti? Vediamo un po'. Potrei metterlo in questa zona per incrementare il valore del terreno a queste persone che vivono di fianco alle fabbriche. Ok, va bene, lasciamola così. È venuto intanto il sindaco della città vicina di Xpix. Perfetto, Cotton Bell, vabbè, lasciamo così per adesso. Dobbiamo impegnarci allo sviluppo. Ecco che è successo. Al solito quando devo modificare il nome c'è sempre qualche problema. Allora, vediamo un po'. Facciamo così. Adesso qua purtroppo non si può migliorare. Questa zona rimarrà cioè dobbiamo per adesso utilizzare. Cioè in questa zona vedremo di costruire nuove case. Perché quando riusciremo a mettere la centrale a carbone, allora la centrale a carbone la posizioneremo tipo in questa zona, così, e riusciremo a stare più tranquilli. Omega Co, per adesso non siamo in grado di farlo. Come va con il lavoro? Vediamo un po'. C'è ancora una crisi di disoccupazione. Posti di lavoro, stipendio medio. Parchi per queste persone. Vediamo come va. Ma stipendio medio queste industrie? Ma non penso. Facciamo così. Tiriamo una nuova strada un po' più avanti, un pelino. E adesso vediamo di costruire delle nuove. No, e io adesso qua non so più come muovermi. Lasciamo un attimino la città così e utilizziamo i soldi per iniziare già a estrarre carbone in questa zona, in modo tale da sfruttare immediatamente l'energia a carbone e eliminare quella eolica, per riuscire a come dire, sfruttare questa zona a livello residenziale. Allora, innanzitutto dobbiamo costruire un ponticello. Vediamo quanto costa un ponte del genere. $3.000. Un ponte del genere $4.000. Non è che cambia tanto, quindi vediamo un po'. Io innanzitutto volevo portare questa strada da questa parte. Già costa $13.000, però sarebbe interessantissimo già avere una strada del genere qui. Allora, vediamo dov'è la nostra zona di raccolta. Eccola, è qui. Quindi vediamo di tirare la strada immediatamente, visto che adesso abbiamo un po' di soldi. Perché prima... Eccoci. Ci siamo. $14.000, ponte costruito. E questa strada la continueremo fino a sotto. Sarà il viale principale di trasferimento. Ci sono appunto ben 4 corsie. Adesso vediamo di continuare a vedere qualcosa. Facciamo un piccolo contorno della nostra zona. Perfetto, vai, 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 vai. Benissimo. La vena di carbone è pronta e noi siamo diretti all'estrazione. Problemi a livello... Ah, sì, sì, certo. Adesso lo aggiungeremo. Deposito per il carbone. Lo aggiungiamo qui. Perfetto. La centrale eolica riesce ad alimentare, infatti, lo sapevo. Quindi per il momento che non abbiamo carbone aggiungiamo, questo costa parecchio, aggiungiamo 1 e 2 pale eoliche in più. E inoltre acquistiamo l'energia da New Vegas, così completiamo sia una missioncina e riusciamo ad avere l'energia che ci serve. Quindi arriva, avremo bisogno anche di acqua, perché le miniere hanno tantissimo bisogno di acqua. Qui cosa succede? Un autobus con le ali sarebbe... Ah, sì, sì, ok, perfetto, la missioncina del pulmino scolastico. Allora, il carbone, ci siamo. Allora, la centrale a carbone dove la mettiamo? I venti soffiano, abbiamo detto, tutti da questa parte. Quindi se la centrale la mettessimo, questa zona la vorrei lasciare libera, però io per... come dire, per la centrale elettrica onde, per la zona di esportazione dei minerali. Aspettate, vediamo un po' come dobbiamo fare. Vediamo la vena di minerali dov'è. Vediamo un po'. Eccola qua.
la vena di minerale. Stavo guardando se il microfono era acceso perché tante volte mi è capitato di registrare col microfono spento. Allora, la centrale a carbone la possiamo mettere da questa parte. Potrebbe essere una cosa interessante. Vediamo se qua già stiamo iniziando a produrre. Quante tonnellate? 2. Ok. Allora ragazzi, facciamo così. Teniamoci la mappa dei minerali sotto come sfondo e posizioniamo una strada. Allora, andiamo a tagliare così. Sì, deve essere fatta qua ragazzi, non c'è discussione. Ok, ponticello qui. Lo so che è orrendo, però adesso facciamo così. Per evitare anche l'inquinamento in città, No. Andiamo di tirare una retta in questo modo. Sto cercando ragazzi di ragionare un attimo. Vediamo di mettere... Ecco qua, perfetto. Quello che volevo, questa zona sarà sicuramente... Non la sfrutteremo completamente. Centrale a carbone. Eccola qua. Qua qualche ampliamento. Penso ce ne vorranno più di una centrale a carbone. In questa zona ragazzi non inquina completamente, perché guardate un po', il vento tira proprio da questa parte. Quindi non c'è praticamente nulla. L'inquinamento qui sarà proprio prossimo allo zero, perché non va ad intaccare le città. Ecco, questo ponte l'ho costruito esclusivamente per le persone, per evitare che si ammalino in continuazione. Ecco, anche qua penso che l'inquinamento sia quasi nullo, perché potete vedere, ecco, ci sono già problemi di salute, ma per altri motivi, sim feriti, e non ho i soldi adesso per costruire immediatamente quello che ci serve. Intanto qua già stiamo iniziando a produrre energia, consegne locali di carbone, quindi la centrale eolica la possiamo spegnere e addirittura buttar via. Ok, vediamo di chiuderla e abbiamo adesso sicuramente tantissima energia, benissimo, da vendere addirittura, e in questa zona adesso possiamo costruire tanto. Allora, innanzitutto facciamo così, tiriamo una nuova retta obliqua, ecco qua però no, benissimo. Ovviamente tiriamo una retta così da questa parte e da quest'altra. Un attimo.